Vive in via Boschi tra Onigo e Pederobba in una casa isolata. 2 anni fa è stato aggredito, picchiato, legato e rapinato. Ora i carabinieri hanno identificato e arrestato il malvivente. Lui, Mario Piccoli, 73 anni, racconta quel terribile giorno quando il rapinatore lo ha avvicinato e per un intero pomeriggio ha carpito la sua fiducia fino a quando lo ha colpito. Mentre mi abbasso così, sento la botta in testa e dopo sono caduto così, no? E poi lui mi prendeva per solo, voleva legarmi, io ho cercato di resistere, ma dopo lui aveva il coltellino là che mi picchiava sulla testa col coltellino là e mi sono lasciato legare. Dove sono i soldi? Dove sono i soldi? Lo aveva intrattenuto spacciandosi per un venditore di macchine agricole, gli aveva chiesto delle informazioni stradali. Poi, dopo oltre 3 ore, il 73enne gli ha spiegato la strada invitandolo ad andarsene e così sembrava, ma lui è tornato con altre scuse, fino all'aggressione. Voleva i soldi. Io prima gli dicevo i soldi sono in banca, io non tengo qua soldi lì. E dopo ho detto ti do il portafoglio che c'ho, ti insegno dov'è. Allora lui mi ha accompagnato dietro, ho fatto fare il giro perché dentro avevo sti cagnolini piccoletti qua in cucina, allora non l'ho fatto neanche entrare dalla cucina, gli ho fatto fare il giro dietro e entrare dalla porta dietro. E gli ha dato il portafoglio. Lui mi ha legato contro un palo che c'era dietro nella cantina. Si è preso il portafoglio ed è fuggito, lasciando l'anziano legato e ferito. Lei è riuscito a liberarsi in qualche Sono maniera? riuscito a liberarmi perché era quello spago là un po' rigido che spingendolo indietro il nodo si scioglie e in qualche maniera l'ho aperto dove ero legato. Poi sono andato in cucina, ho preso il coltello, l'ho messo dritto così e ho tagliato tipo come si fa nei film. Poi le ha telefonata al fratello, che ogni sera andava a trovarlo, ma proprio quella volta era in ritardo, e ad un amico che ha subito allertato carabinieri e soccorsi. Sta più attento ora, ovviamente. Beh, insomma, c'ho un paio di cani qua che mi avvisano se arriva qualcuno e non faccio entrare nessuno. Se qualcuno vuole entrare, mi hanno detto fai 112 che noi arriviamo.